buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli. Nuove accuse a Gaetano Galvagno, la Procura di Palermo contesta questa volta al Presidente dell'Assemblea regionale le ipotesi di reato di falso e truffa. I legali dimostreremo l'estraneità ai fatti. La morte di Marianna Bello, la 38enne travolta dal nubifragio del 1° ottobre a Favara. Il marito presenta un esposto per omicidio colposo indicando come presunti responsabili il dirigente della Protezione Civile Salvatore Cocina e il sindaco Antonio Palumbo. A Corleone, imprenditore arrestato per usura, imponeva interessi del 100%. Le indagini dopo una segnalazione di addio Pizzo. Tragedia sulla strada nel Messinese, una donna sfonda con l'auto il guardrail e precipita per 10 metri. Per estrarre il corpo senza vita intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo. Ad Augusta l'incredibile storia di una donna gravida che va in ospedale con le contrazioni ma viene rimandata a casa dai medici con il consiglio di fare una doccia calda. Una volta rientrata però partorisce nel bagno. Al TG Sicilia le immagini di un'esercitazione nello scalo etneo di Fontanarossa dove viene simulato un incidente aereo, coinvolto tutto il personale dell'aeroporto catanese ma anche alcuni studenti. Calcio Serie C, il Catania punta alla Casertana, i rossazzurri secondi in classifica, dalla sfida con i campani cercano conferme anche in trasferta. La gara di venerdì sarà trasmessa in chiaro su Telecolor con collegamenti a partire dalle 19:30. Bentrovati, parliamo di questa nuova inchiesta che vede al centro ancora una volta Gaetano Galvagno, nuove accuse contro il Presidente dell'Assemblea regionale. Ora la Procura di Palermo contesta a Galvagno le ipotesi di reato di falso e truffa. Gli avvocati però dicono siamo sicuri di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti. Orazio Longo. Il presidente Galvagno non parla, ma lo fa attraverso i suoi legali, l'avvocato Vittorio Manes, ordinario di diritto penale all'Università di Bologna, che sul nuovo avviso di chiusura indagini spiega che è sostitutivo e modificativo rispetto a quello precedente, dove c'è qualcosa di meno e qualcosa in più, con le contestazioni aggiuntive che riguardano i comportamenti di un collaboratore e concernenti l'utilizzo improprio dell'auto di servizio, rispetto alle quali il presidente dell'ARS avrebbe avuto, si ipotizza, l'onere della verifica. La Procura della Repubblica di Palermo contesta a Galvagno le ipotesi di reato di falso e truffa. Il Presidente avrebbe attestato falsamente giorni e orari di inizio e fine missioni, inducendo l'amministrazione a erogare indebiti rimborsi e somme. Riguardo alla truffa ed al falso, la Procura contesta che il Presidente avrebbe avuto un onere di controllo sulle richieste di rimborso effettuate dall'autista. Naturalmente abbiamo ritirato ieri gli atti e stiamo provvedendo insieme al professore Manes e all'avvocato Reina allo studio degli stessi per dimostrare anche in modo documentale l'assoluta estraneità ai fatti del presidente Galvagno. Non c'è più invece nel nuovo avviso di conclusione indagini alcun riferimento alla presunta corruzione relativa ai finanziamenti per il Capodanno di Catania 2024, su cui gli avvocati di Galvagno avevano presentato materiale documentale e testimoniale. Non è più riportato, per cui stiamo cercando di approfondire la questione interloquendo con la Procura. Siamo sicuri nel tempo aggiuntivo che abbiamo a seguito di questa nuova notifica di riuscire a dimostrare l'estraneità ai fatti del Presidente. Adesso torniamo alla morte di Marianna Bello, la 38enne travolta e uccisa dall'alluvione che si è abbattuta su Favara lo scorso 1° ottobre. I familiari hanno presentato un esposto alla Procura di Agrigento. Davide Sardo. Un esposto per omicidio colposo è stato presentato alla Procura della Repubblica di Agrigento in relazione alla morte di Marianna Bello, la 38enne travolta dall'acqua e trascinata via dal convogliatore idraulico di Piazza della Libertà a Favara durante il nubifragio del 1° ottobre scorso. A depositarlo è stato il marito Renato Salamone, assistito dall'avvocato Salvatore Cusumano. Nel documento si ipotizza una catena di omissioni e negligenze che, secondo la denuncia, avrebbe portato
alla tragedia. Tra gli indagabili figurano l'ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale della Protezione Civile regionale, accusato di aver sottovalutato l'intensità dell'evento meteorologico, classificando l'allerta gialla invece che rossa, e diversi funzionari comunali, tra cui il sindaco di Favara Antonio Palumbo e i tecnici Pietro Calì, Antonio Giancani e Giuseppe Emilia, ritenuti responsabili della mancata manutenzione delle opere idrauliche. L'esposto parla di un convogliatore abbandonato con griglie aperte o divelte, senza segnalazioni di pericolo. Marianna Bello, sorpresa dalla piena mentre cercava riparo, sarebbe stata risucchiata nel canale, come mostrano i video circolati sui social. Il corpo della donna fu ritrovato 19 giorni dopo a oltre 10 chilometri di distanza. La procura, guidata dal dottor Giovanni Di Leo, valuterà ora se procedere con le indagini nei confronti dei soggetti indicati nell'esposto. A Corleone è stato arrestato un imprenditore usuraio che prestava denaro illegalmente con tassi del 100%. Le indagini dopo la denuncia di Addio Pizzo. Giusy Lazzara. Questa volta il commerciante non è la vittima, ma l'estortore. A Corleone, nel Palermitano, arrestato un imprenditore agricolo incensurato che prestava denaro illegalmente con interessi usurai superiori al 100%. Le indagini, avviate un anno fa dopo la segnalazione dell'associazione antiracket Addio Pizzo, che aveva raccolto le denunce di un commerciante e di una famiglia che si era trovata in difficoltà, entrambi di Corleone. Mesi di appostamenti, intercettazioni telefoniche, controlli bancari sono serviti agli investigatori per risalire all'intreccio perverso che legava l'estortore alle vittime. In molti casi il commerciante riscuoteva in contanti o con assegni. Per chi non poteva pagare era costretto a svendere un immobile di proprietà o cedere l'attività commerciale. Ad aprile era scattato per lui il sequestro preventivo dei conti correnti e di un terreno. In una nota Addio Pizzo ricorda l'importanza, come in questo caso, della collaborazione delle vittime che sono riuscite ad affrancarsi dal fenomeno asfissiante dell'usura. A Palermo un'altra vicenda giudiziaria altrettanto grave. Sono 4 gli episodi di concussione contestati dalla procura al funzionario dell'assessorato regionale ai beni culturali Antonio Librizzi, arrestato dai finanzieri dopo aver ricevuto una tangente di 1.000 euro. 3 le richieste di mazzette a un imprenditore e a un editore. In un caso avrebbe preteso anche un monopattino. Continuiamo con la cronaca. A Marsala sequestrati 670 kg di hashish. Le forze di polizia hanno intercettato in mare l'incontro tra un gommone e un peschereccio per il trasbordo della droga. Fermati 5 tunisini. Laura Spanò. Si tratta del più grosso sequestro di droga effettuato nel Trapanese. Squadra mobile e guardia di finanza hanno sequestrato 670 kg di hashish in una complessa attività effettuata in mare. 5 le persone fermate, tutte tunisine. Le forze dell'ordine hanno documentato l'incontro tra un gommone fuoribordo e un peschereccio tunisino mentre veniva effettuato il trasbordo tra i 2 natanti di alcuni colli di colore azzurro di grosse dimensioni al largo di Marsala. Dopo il trasbordo il gommone ha fatto rientro verso le coste marsalesi. Giunto in acque territoriale è stato bloccato dopo un concitato inseguimento ad alta velocità. Nel corso della fuga il conducente ha tentato di disfarsi di alcuni dei colli gettandoli in mare, che sono stati recuperati dai finanzieri. Si trattava di 160 kg di hashish. Polizia e finanzieri poi hanno bloccato a poche miglia dal limite delle acque territoriali tunisine il peschereccio dopo una fuga spericolata durante la quale ha abbandonato, gettandoli in mare, 11 colli contenenti oltre 600 kg di hashish. Qui i finanzieri hanno abbordato e preso il controllo del peschereccio. Schianto mortale all'alba sulla statale 113 a Pace del Mela nel Messinese. A perdere la vita una 50enne al volante della sua auto. Francesco Triolo. Stava percorrendo la statale 113 che da Pace del Mela conduce a Giammoro intorno alle 6 di questa mattina, quando ha perso improvvisamente il controllo dell'auto e si è schiantata contro una ringhiera posta a margine di un marciapiede, per poi precipitare in un terreno sottostante. Per Maria Rosa Cavò, 50 anni, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. A nulla sono serviti i soccorsi, sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi ed i vigili del fuoco che hanno recuperato l'autovettura
precipitata lungo la scarpata ed estratto il corpo senza vita della donna. Maria Rosa Cavò era molto conosciuta, proprietaria del bar pasticceria La Casa del Dolce a Giammoro, e a quell'ora si stava recando al lavoro. Una tragedia per la comunità di Pacel-Mele, un'altra tragedia per la famiglia Cavò, che appena 4 mesi fa, sempre per un incidente stradale, aveva subito la perdita del nipote Gabriele di 17 anni, morto a Messina in via Garibaldi in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. E adesso vi raccontiamo una storia incredibile di una donna gravida che va in ospedale con le contrazioni. Siamo ad Augusta nel Siracusano, ma i medici la rimandano a casa con il consiglio di fare una semplice doccia calda. Peccato che il bagno si è trasformato in una sala parto perché la donna ha dato alla luce il suo bambino. Francesca Loi. Poteva finire in tragedia, ma per fortuna non è andata così. Gloria è nata nel bagno di casa ad Augusta. È diventato la sala parto perché c'è nata nostra figlia Gloria. E alle 5:35 mio compagno ha assistito il parto, che eravamo presenti soltanto noi con nostra figlia di 3 anni. Tutto è accaduto il 17 ottobre. Angelica aveva forti contrazioni, per questo aveva deciso di chiedere aiuto ai medici. Ma arrivata in ospedale a 30 chilometri di distanza, le è stato detto di tornare a casa. Tempo che siamo arrivati comunque mi hanno detto che per alleviare il dolore mi dovevo fare una doccia calda. Così ho fatto e questa cosa ha fatto stimolare comunque il parto. L'ASP adesso vuole vederci chiaro. Chi abita ad Augusta è costretto ad andare a Lentini perché al Muscatello il reparto di ginecologia manca da ben 13 anni. Intanto Filippo e Angelica stanno valutando di denunciare i medici del reparto. Chiediamo chiarezza, il tempo che arrivano i documenti dell'ospedale vogliamo chiarezza. E adesso andiamo a Palermo, dove non c'è tregua allo Zen. Basta autisti aggrediti o saremo costretti a togliere i collegamenti degli autobus con il quartiere. Queste sono le parole del presidente dell'AMAT di Palermo, che senza mezzi termini appunto si scaglia contro questi episodi continui di aggressione nei confronti degli autisti dell'azienda. Marco Gulla. Se si continua così, toglieremo lo Zen dai collegamenti in autobus. Non usa mezzi termini il presidente dell'AMAT Giuseppe Mistretta. Gli autisti dell'azienda vengono sempre più spesso aggrediti, insultati e minacciati, soprattutto quando i bus raggiungono il quartiere Zen. Un'emergenza nell'emergenza. Nonostante appelli, manifestazioni e tavoli istituzionali, Palermo continua a essere percepita come una città insicura. Domani allo Zen si riunirà la Commissione regionale antimafia, un segnale di attenzione verso il quartiere. All'incontro sarà presente anche il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Dopo l'istituzione delle cosiddette zone rosse, proprio al prefetto associazioni e cittadini chiedono di fare di più. L'accoltellamento di sabato notte nella zona dei Chiavetteri è un altro episodio che testimonia la situazione di degrado e violenza. L'aggressore, un ragazzo di 19 anni, è stato individuato e denunciato. Avrebbe colpito un 35enne durante una lite. Ma la notte a Palermo non è solo teatro di violenze. Molte strade del capoluogo diventano vere e proprie piste per corse clandestine tra musica ad alto volume e schiamazzi che disturbano i residenti, in particolare nella zona del centro commerciale Forum. E adesso cambiamo argomento. Venerdì a Catania si inaugura la Fiera dei Morti, più di 150 stand nell'area del parcheggio scambiatore di Fontanarossa, un evento tanto atteso che piace a grandi e piccini. Tonino De Mano. C'era mio fratello che voleva la tromba e mia madre non gliel'ha comprata. Un fucile, io ho 70 anni quasi, giusto? Ma non me l'hanno mai regalato, solo le pistole perché costavano di meno. Passano le usanze e le generazioni, ma le tradizioni non tramontano mai. E a Catania la Fiera dei Morti, appuntamento legato alla commemorazione dei defunti, alla festività di Ognissanti, è un evento da non perdere, per grandi e piccoli. Nell'area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di AMTS saranno oltre 150 gli stand che comporranno l'area espositiva e commerciale con un'apposita zona dedicata al food e spazi gioco per i bambini. Io penso di avere l'onore di poter organizzare un evento di questo tipo. Abbiamo sentito molti catanesi, chi voleva il fucile, chi voleva la tromba, Musumeci da piccolo cosa voleva?
Ma io ero abbastanza legato ai giocattoli dei Transformers. L'inaugurazione è prevista venerdì alle 10, ma un appuntamento del genere richiede uno sforzo organizzativo non indifferente, specie alla voce viabilità. Utilizzare i mezzi pubblici sì, ma sappiamo benissimo che chiaramente con quell'affluenza la viabilità un po' sarà compromessa, ma nonostante questo sappiamo che comunque stiamo facendo uno sforzo importante per garantire che non si blocchi la viabilità. La Fiera dei Morti sarà visitabile da venerdì al 9 novembre, dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, dalle 9 alle 22:30 nei giorni feriali. Su internet spunta un altro sito sessista, questa volta le donne naturalmente ignare a loro insaputa vengono ritratte completamente nude, non sono delle foto reali ma sono dei montaggi creati con l'intelligenza artificiale. Desiree Ferlito. E non si sa più, si scambia il vero da quello che può essere tutto falsificato. È un confine sottilissimo tra reale e finto, il modo sempre più pericoloso in cui sempre più spesso viene usata l'intelligenza artificiale. Si chiama Social Media Girls, il nuovo sito sessista che spoglia le donne, un forum con immagini ricreate, ma soprattutto un gigantesco laboratorio della violazione. Pornografia non consensuale e deepfake, ovvero immagini e video di una persona esistente a cui l'intelligenza artificiale può far fare di tutto. È una cosa bruttissima. Come ogni cosa l'intelligenza artificiale ha i suoi pro e i suoi contro, però penso che questo non sia positivo. Diletta Leotte, Elodie, Melissa Satta, Anna Tatangelo, Chiara Ferragni e tante altre le vittime. Instagram, Facebook, basta una foto nelle mani sbagliate per cadere nella rete oscura, nella faccia nera dell'intelligenza artificiale. Pubblichiamo una foto, non sappiamo che fine fa quella foto perché potrebbe essere ritoccata, denudata. Se io dovessi vedere un video di questo di mia moglie non ci crederei. Secondo lei potrebbe essere anche causa di divorzio? Può capitare che può essere una causa, certo. Se in Italia ci fosse la certezza della pena, io credo che tante persone eviterebbero anche di fare questa cosa. Il rischio concreto è che questi contenuti, una volta finiti nelle mani di decine di migliaia di utenti, vengano riutilizzati in circuiti di sextortion, ovvero una forma di estorsione online. In che mondo sta crescendo in questa gioventù? Già. E allora adesso andiamo invece a Fontanarossa con sirene che risuonano e forze di polizia che intervengono in aeroporto, ma state tranquilli, è soltanto un'esercitazione che ha coinvolto tutto il personale dello scalo catanese, ma anche alcuni studenti che hanno assistito ad una particolare simulazione di pericolo. Simona Mazzone. È passata la mezzanotte e all'aeroporto Fontanarossa di Catania si sentono sirene risuonare in tutto lo scalo. Niente paura, è un'esercitazione, quella del piano di emergenza aeroportuale, come previsto dalla normativa europea. Si tratta di una simulazione realizzata per misurare la risposta dell'intero sistema aeroportuale ad un'emergenza scaturita da un eventuale incidente aereo. La preparazione, l'arrivo in pista, il salvataggio per un intervento immediato, sotto pressione e la corsa contro il tempo. Ad essere impegnati sul campo il personale in forza all'aeroporto, SAC, ENAC ed ENAV, insieme ai vigili del fuoco e alle forze di polizia del territorio, ma coinvolti anche in veste di passeggeri gli studenti degli istituti aeronautico Ferrarin e del Politecnico del Mare Duca degli Abruzzi per un'esperienza fuori dal comune. Simulazione simile alla realtà e alla fine l'intervento va a buon fine e tutti rientrano sani e salvi. Evron, ti confermo, zona sicura e agibile. La Sicilia raccontata attraverso l'arte dei suoi grandi maestri del Novecento, da Piero Guccione a Salvatore Fiume, da Renato Guttuso a Giulio Danna, la collettiva Sicilianitudine in mostra a Vittoria. Veronica Barbarino. Un viaggio intenso tra paesaggi dell'anima e tensioni d'avanguardia, dove la Sicilia si racconta con tutte le sue sfumature, visionaria, inquieta, sognatrice e appassionata, e Sicilianitudine, la mostra collettiva ospitata da Edonè a Vittoria.
Un percorso che racconta il Novecento isolano attraverso gli sguardi, le emozioni e le sensazioni dei suoi grandi maestri. Da Guccione, Caruso, Danna e Germanà a Guttuso, Fiume e Pirandello, insieme in un dialogo di linguaggi, epoche e visioni per riscoprire l'identità più profonda dell'isola. Una prima sala con i futuristi siciliani e questa volontà già inizio del secolo di evoluzione, dell'emanciparsi dall'arretratezza che era diffusa. Nella seconda sala invece è un qualcosa di più profondo, si parla di interiorità e lì abbiamo accoppiato Guccione e Pirandello, uno tormentato, l'altro alla ricerca della serenità. La sala centrale è stata dedicata ad alcuni dei più prolifici e conosciuti autori siciliani, ovvero Renato Guttuso, Salvatore Fiume, il palermitano Bruno Caruso e Saverio Terruso. L'ultima sala invece è dedicata a un personaggio tanto controverso quanto interessante, ovvero Mimmo Germanà. Ad arricchire il percorso, le sculture di Arturo Di Modica, con forme potenti e dinamiche che dialogano con i dipinti e ne amplificano l'energia. Fruibile fino a gennaio, l'invito è quello di riscoprire l'anima della Sicilia attraverso l'arte. Facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il Catania che si prepara alla trasferta a Caserta. Vi aspetto. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio in Serie C. Il Catania si prepara alla partita di venerdì di Caserta che vi ricordiamo sarà trasmessa da Telecolor. Uno dei protagonisti dell'ultimo periodo è Cicerelli, nella settimana perfetta vissuta dal Catania, 2 gol del numero 10 Marco Carli. La porta è la stessa, la soluzione balistica è diversa. La punizione gol che abbiamo visto in alcune esecuzioni anche nella scorsa stagione a Terni ha fatto girare la testa al portiere della Salernitana e per la gioia a tanti tifosi rossazzurri. Emanuele Cicerelli ha trovato il bis con il Benevento contro il suo amico Vannucchi, questa volta sul rigore, poi l'esultanza davanti alla Sud. Insomma tutto splendido, ma attenzione, dice lui, la stagione è lunga, dobbiamo continuare così, spiega il trequartista. Finora ha realizzato 4 gol e ha fornito 3 assist e analizza così il suo recente passato anche a Catania nel 2023-24, momento completamente diverso da quello attuale. Poi mi sono messo a disposizione perché la situazione, ce la ricordiamo, no? Era abbastanza delicata, quindi non ci si poteva lamentare sicuramente della collocazione in campo, anzi mi adattavo a fare il quinto, la mezzala, a volte anche la seconda punta, ovviamente lo facevo anche bene secondo me. E poi l'anno scorso sì, c'è stato un allenatore che mi ha da subito detto che dovevo giocare più avanti per sfruttare comunque il tiro, comunque l'assist, queste cose qua. E poi quando inizi a far gol prendi consapevolezza che tutto viene più facile. Cicerelli sarà fra i protagonisti anche di Casertana Catania, partita che venerdì Telecolor trasmetterà in chiaro 4 ore live a partire dalle 19:30 con un ricco pre-gara, la telecronaca dell'incontro e le interviste ai protagonisti. Ed è ufficiale il prolungamento del contratto del difensore rossazzurro Mario Ierardi fino al 30 giugno 2027. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Ha lasciato il carcere di Cagliari il cantante neomelodico catanese Nico Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, per recarsi in una comunità in Calabria dove continuerà a scontare la condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata.